Bentrovati a questa puntata speciale di Equinews da Fiera Cavalli 2021, il salone internazionale dedicato al mondo equestre, annullato nel 2020 a causa del Covid, è tornato qui negli spazi della Fiera di Verona con tantissime novità, spettacoli, competizioni, presentazioni e show molto importanti. Presente naturalmente anche Fise Veneto con i suoi tanti atleti e con i consueti talk show di approfondimento. Ma andiamo insieme a scoprire qualcosa di più, venite con me. Ci siamo spostati in una delle tante scuderie qui a Fiera Cavalli 2021 per seguire la preparazione dei ragazzi che tra poco andranno a fare uno spettacolo di teatro equestre. Io sono con Carlotta Agnoletto, istruttore pony, che poi porterà questi ragazzi in scena. Che cosa potremo vedere? Allora, il nostro è un numero di libertà, per cui i cavalli che vedrete in scena, pony in realtà, insieme ai nostri fantastici allievi, non hanno sella, non hanno imboccatura, non hanno testiera, ma hanno un semplice collare addosso. E quello che noi vogliamo portare è questo rapporto così intenso tra cavaliere e il suo pony, un rapporto basato sulla fiducia e sulla capacità di affidarsi l'uno all'altro. In scena rappresentiamo un numero dal titolo Respiro e il cavallo che calma il respiro del bambino e lo porta in una dimensione di armonia insieme a lui, a questo compagno meraviglioso. Come si fa a creare questo rapporto di fiducia così profondo? Bisogna accettare di lavorare su se stessi. Questi bambini devono diventare il punto di riferimento di questi cavalli, quindi devono imparare ad essere delle persone sicure e delle persone tranquille, delle persone accoglienti. E questo lavoro, io come istruttrice ci tengo a dirlo, che oltre a fare bene al cavallo fa bene anche al bambino e lo prepara ad essere una persona forte per affrontare le sfide della vita. Cosa dicono i ragazzi di questa esperienza? Che cosa torna indietro a loro? Beh, allora, oggi sono molto tristi perché con oggi si conclude l'esperienza della fiera, è stata un'esperienza davvero emozionante e noi come artisti di teatro equestre ci alimentiamo delle nostre emozioni, delle emozioni che arrivano dal pubblico. Sono veramente contenti anche perché sono pionieri di questo progetto. Diciamo che siamo un gruppo emergente nuovo che sta promuovendo, grazie anche all'appoggio di Fise Veneto, il progetto del teatro equestre, quindi il cavallo come collega e compagno artista in scena. Il cavallo diventa un artista a tutti gli effetti. Negli spettacoli di teatro equestre eleganza, talento e disciplina si fondono e il risultato non è soltanto una prestazione atletica, ma una storia, una narrazione carica di suggestioni che viene portata in scena con una coinvolgente intensità. Forse la massima manifestazione del connubio uomo-cavallo. Il cavallo non giudica, ma sente e interagisce, aiuta a mettere a fuoco le emozioni, fa sentire liberi. Ed è per questo che a Fiera Cavalli è stato presentato il progetto di inclusione sociale che vede coinvolta la casa circondariale di Montorio e che permette ai detenuti di imparare il lavoro del tecnico di scuderia. Inoltre, con l'aiuto del Dipartimento Teatro Equestre di Fise Veneto, sono stati proprio loro i protagonisti di questa performance. Ci racconta un po' come avete realizzato e messo in piedi questo spettacolo in pochissimo tempo? Purtroppo abbiamo avuto veramente poco tempo, ma devo dire che i ragazzi si sono veramente appassionati, impegnati in questo progetto. Piano piano, con un approccio chiaramente naturale, conoscenza, hanno montato praticamente 2 mesi a pelo.
solamente a pelo proprio per entrare in maniera molto veloce, perché i tempi erano strettissimi per poter arrivare qui e presentare questo numero. Perciò sono stati veramente bravi, perché ci sono state chiaramente fatica, dolori, tutto quello che sappiamo che è necessario per questo poco tempo che ci avevamo a disposizione. Quali sono i tanti significati di questo grande progetto realizzato insieme a Fise Veneto? Sono tantissimi, nel senso che ci sono vari aspetti molto importanti. Il principale per quanto mi riguarda è che il cavallo, uno, non giudica nessuno, e chi meglio del cavallo sa insegnare, diciamo così, no? Proprio come insegnante di vita, cioè per il rispetto, per tutta una serie di cose che è fondamentale per potersi approcciare. Il teatro equestre come riscatto sociale, un'opportunità unica per questi 5 detenuti, ben consapevoli e soprattutto entusiasti dell'esperienza, come ci ha raccontato René con emozione durante uno dei tanti talk show nello stand di Fise Veneto. Non ce l'aspettavamo potesse succedere un progetto del genere, portare avanti e arrivare a dei risultati concreti. Ovviamente ne siamo molto riconoscenti, l'opportunità non è poca, è grande, e magari sfruttarla al meglio sarebbe anche un modo di dimostrare che possiamo riprenderci la nostra vita facendo qualcosa di positivo per noi stessi, appunto, e per tutti quelli che ci credono per noi. Cosa ti torna indietro personalmente da questi ragazzi? Beh, per me è stata un'esperienza incredibile, un'emozione continua, non sapevo cosa mi aspettava, ma è stato veramente fantastico lavorare con loro. La mia più grande soddisfazione e emozione anche grandissima è stata quella che siamo arrivati al punto in cui i ragazzi veramente sono entrati nel progetto, veramente si sono appassionati e hanno iniziato a chiedere, informarsi, cioè per un futuro, per cercare di entrare in questo settore, in questo mondo, in questo nostro meraviglioso mondo dei cavalli. Grazie Rudy, e sulla scia delle emozioni andiamo a conoscere i tanti risultati ottenuti proprio dagli atleti di Fise Veneto in questa Fiera Cavalli 2021. Oltre un centinaio i cavalieri e le amazzoni del Veneto che hanno preso parte nelle diverse categorie ai numerosi concorsi che hanno animato la fiera, e sono arrivate anche tante soddisfazioni come quella di Riccardo Andreis, 14enne veronese, che nella categoria Master Silv ha conquistato la medaglia d'argento. Com'è andata la gara? Bene, molto bene, sono arrivato secondo. Ci ho messo molto impegno, ci siamo divertiti, penso io e tutti gli altri concorrenti, è stata una grande emozione. Eri più agitato tu o i tuoi genitori, secondo te? Io non sono quasi mai agitato per le gare, sono sempre molto freddo, i miei genitori invece sono sempre più agitati di me, anche il mio istruttore, mio papà, che mi fa l'istruttore, sì, e è molto più agitato di me che quando faccio la gara. Il tuo cavallo come si è comportato in gara? In campo prova era molto agitato, ma poi in gara è stato molto bravo e ce l'abbiamo fatta. Ho gli obiettivi sempre più in alto, le gare sempre più alte, sempre più complicate. E in bocca al lupo. Esatto. Tresima Coppa delle Regioni Pony, siamo con la squadra veneta che ha vinto la medaglia d'argento. Come è andata? Beh, bene, allora la prima manche io personalmente ho fatto un po' male, poi però mi sono ritirata su in seconda manche e quindi sono stata molto felice di questo. Che emozione è stata? Ce la racconti? È stata un'emozione fortissima perché comunque già è un privilegio montare qui, poi comunque con la squadra è un'emozione ulteriore perché comunque è una responsabilità sì per rappresentare sia il Veneto che comunque la tua regione, ma anche di supportare le tue compagne e fare il tuo meglio per loro anche. E visto che tu tieni la coppa in mano, la tua emozione di tenere questa grande coppa in mano? Beh, sicuramente molto forte, siamo stati comunque
con questa gara abbiamo dimostrato tutto il lavoro fatto in quest'anno e negli anni precedenti con i nostri pony, quindi sicuramente è un'emozione molto forte. Quanto è importante avere una squadra così forte alle spalle e supportarsi? Perché almeno se qualcuno va male gli altri ti supportano e va meglio, cioè perché ti supportano e ti fanno felice, quindi dopo sei più motivata per fare meglio. In questo tipo nella squadra questo è l'importante, supportarsi a vicenda. Tu invece hai seguito da bordo campo e hai fatto sostegno morale? Sì, sono state bravissime, è stata una grande emozione vedere il Veneto che prende questa medaglia d'argento e sapere che ce l'hanno messa tutta, che si sono anche supportate a vicenda. Dall'inizio dell'anno che stiamo lavorando per arrivare a questi appuntamenti preparati, quindi abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo fatto tantissimi concorsi, insomma appoggiata dai genitori sempre volenterosi e le ragazze che si danno da fare. E adesso per finire voglio vedere come avete festeggiato ieri. Vabbè, oltre ad averci spruzzato addosso lo champagne, ci hanno messo una musica a palla, ci hanno messi a ballare. E come avete fatto? Fateci vedere, non c'è la musica ma fatecelo vedere, dai. Brave ragazze, complimenti! Grazie! Gran premio delle regioni Under 21, un po' in agrodolce per un quarto posto. Un quarto posto che ovviamente non speravamo di salire sul podio, però siamo contentissimi in ogni caso, siamo un gruppo fantastico, ci siamo divertiti un sacco e questo è l'importante. Ve la siete giocata fino all'ultimo? Certo, ce l'abbiamo messa tutta, purtroppo le barriere vengono giù e non ci si può fare niente. Però per te è una grande soddisfazione, hai vinto il concorso individuale. Sicuramente è stata un'emozione fantastica, stupenda, non me l'aspettavo, però eravamo pronti, eravamo preparati e quindi è stato bello. Sentiamo ora Cristina Pellizzari che ci parla di uno speciale contest ideato insieme a Fise Veneto proprio per i più piccoli. Noi di Olivares abbiamo pensato a questo contest per i bambini dove potevano colorare e disegnare il loro cavallo per poi posizionarlo qui all'interno del villaggio Fise e lasciandoci la loro mail adesso con la presidente Clara pescheremo il vincitore di questo contest a cui invieremo il nostro calendario dell'avvento a tema cavalli, equitazione. Eccolo qua, uno. Alessandro Cantini. Ed ora la parola a Clara Campese, presidente di Fise Veneto, per tirare le somme di questa edizione 2021 di Fiera Cavalli. Riprendere con l'attività di Fiera Cavalli è stato per tutti una grandissima gioia e una grandissima soddisfazione. Per quanto riguarda la nostra regione e l'attività del Comitato Regionale Veneto, portiamo a casa degli ottimi risultati da un punto di vista agonistico. Devo anche a proposito apprezzare e constatare che la nostra regione cresce moltissimo, soprattutto il comparto giovanile evidenzia uno sviluppo tecnico, una bellissima equitazione che ho avuto modo proprio di non solo vederla personalmente, ma il mio giudizio tecnico conta poco, ma parlando anche col capo equipe Gianluca Palmizzi mi ha detto veramente Clara una bellissima equitazione. Me l'ha confermato anche Luigi Favero, me l'hanno confermato altri tecnici. Poi abbiamo anche organizzato e c'è stata una grande risonanza dei talk show, come avrete avuto modo di vedere anche sulla nostra pagina Facebook, i cui contenuti sono stati talvolta particolarmente innovativi, hanno previsto dei protocolli d'intesa o delle iniziative, addirittura dei progetti che avranno corso nel 2022 e che ovviamente pongono questa regione sempre all'avanguardia e anche con una prospettiva verso il futuro che tende a anche soddisfare alcune esigenze proprio legate alla crescita, all'evoluzione che il nostro sport e anche le esigenze di promozione che il nostro sport richiede e necessita. Ne approfitto per ringraziare vivamente, ma vivamente da parte mia e di tutto il comitato regionale, i nostri tecnici per l'eccellente lavoro svolto. Parimenti voglio ringraziare Roberta Zorzi
in primis l'avvocato Verecchia, che hanno presieduto lo stand del comitato regionale dalla mattina alla sera, non so veramente come hanno fatto a reggere certi ritmi. Vorrei inoltre ringraziare Caterina Penner, la nostra consigliera che fa parte del Dipartimento Salto Ostacoli, per la sua presenza, la sua disponibilità al servizio ovviamente di tutte le squadre giovanili. E spero poi l'anno prossimo di poter contare sicuramente su una maggiore partecipazione da parte di tutti gli altri consiglieri, e mi auguro anche che venga vissuto con reale partecipazione, con reale entusiasmo da parte di tutti i grandi risultati che il Veneto sta portando a casa per merito vostro, proprio per merito del vostro lavoro. Quindi gioiamo per questi risultati, perché il Veneto sta crescendo, è veramente una regione che si impegna e che merita. Quindi grazie di cuore a tutti. Si conclude qui questa puntata speciale di Equinews direttamente dalla 123esima edizione di Fiera Cavalli. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e dunque al mese prossimo. Arrivederci.